Dove ti hai chiudendo? Dove ti Love Italy, stai 3 giorni devi venire fuori. C'è sempre tesoro qua. Senti tesoro? Stringi qua. Sì. C'è che ne per Cioè, più siamo meglio di Strenzi, vieni qua che non scappare, io ho paura. Possiamo partire, eh? Partiamo, dai. Vai Lucio. Siamo qua? Allora, funziona questo, sì? Sì, vai. Sì, Ma, usalo. allora siamo qua a Tiene per portare avanti l'iniziativa che abbiamo già annunciato, che è quella di portare a conoscenza dell'assessore Fanton e del sindaco di Tiene che esiste, visto che loro abitano a Tiene, in provincia di Vicenza, nella regione del Veneto, oltre che regione Veneto, esiste anche un popolo veneto che parla una lingua che lei conosciua e se capisce da Verona fino a Belluno, quindi potremo anche parlare questa lingua qua che non è nessun problema, e che esiste un popolo veneto, ma non esiste perché vogliamo fare folklore. Il popolo veneto è uno dei popoli più antichi del mondo, ha le proprie tradizioni che risalgono ancora a 1500 anni fa e vogliamo dire che questo popolo veneto esiste e oltre che esistere lo sanno benissimo le casse erariali di Roma, sanno benissimo che esistiamo come popolo produttivo, come colonia di Roma e vogliamo portare a conoscenza del sindaco e dell'assessore Fanton che visto che eravamo in Veneto ed era una festa dei popoli, non ci sembrava che ci fosse nessuno scandalo che dei veneti partecipassero a una festa di popoli, perché poi l'assessore Fanton dovrebbe fare un po' di ripasso di studio, perché la differenza tra popoli, nazioni e Stato è fondamentale. Quindi lui ha addotto delle scuse che sono veramente elementari, dicendo che c'erano le rappresentanze della Germania, dell'Italia, però questi non sono popoli, perché ad esempio anche in Germania c'è il popolo bavarese che va fiero di esserlo e quindi noi come popolo veneto andremo in comune a spiegare che il popolo veneto esiste, è un popolo pacifico, produttivo, che mantiene anche i loro stipendi, che mantiene anche i loro compagni di partito e degli altri partiti, per dire che andremo lì. Quindi sarà una manifestazione pacifica, democratica, sabato la faremo. Ore 10:30, partenza dalla stazione di treni di Tiene, con arrivo in piazza Chilesotti. Ecco, Comizio. esatto. Un'altra cosa che ci tengo a dire all'assessore è di leggersi magari un libro che l'ha scritto Max Weidmann, che era un professore che ha scritto un libro nel 1947 che si intitolava, era un professore tedesco della Germania, poi è vissuto nella Germania dell'Est, ebreo, che ha scritto questo libro nel 1947 intitolato I professori di Hitler. Questo libro qua è stato tradotto in tutte le lingue del mondo e parla proprio del lavoro che è stato fatto dai vincitori oppure dal regime per cancellare la storia. Allora capisco che l'istruzione sia in mano ai vincitori, agli italiani, però non accettiamo noi che venga cancellata una storia nostra, la storia dei nostri genitori, la storia dei nostri avi. Noi siamo veneti, fieri di esserlo, stiamo combattendo democraticamente, pacificamente per riportare questa storia allo splendore di una volta e quindi siamo qui per tutti quanti per riportare questa bellissima bandiera sulla nostra terra e sulle terre venete. Bene? Altro? Qualche domanda? Chi è che domenica appunto rientra alla festa dei popoli? Una famiglia con un bambino di 11 anni e altri 2 ragazzi. C'era che avete lo Stato? No, c'erano delle persone apartitiche, una famiglia con 2 ragazzi che volevano entrare. Perché a noi ci ha chiamato Veneto Stato. Mail forse aveva mandato qualcuno? Sì. L'email per la conferenza stampa? Ad Anna. No, l'ha chiamata come, ma non le persone che hanno tentato di entrare. Come popolo veneto. Abbiamo testimoni qua. Ci sono state, mi sembra, anche delle battute di cattivo gusto. Ma che giustificazione hanno dato? Perché La bandiera è la bandiera politica, no? noi eravamo lì per creare problemi. E ho detto no, non siamo lì per creare problemi, siamo qua per far festa con gli altri in 8. Siamo lì per fare festa. 8 armati di bandiera. Sì.
e vogliamo portare la nostra bandiera, perché ho visto nella sfilata che mancava proprio la nostra bandiera, ho detto che peccato, cioè, non c'è nessuno che rappresenta il nostro popolo, visto che è la festa dei Ho popoli. visto dalle foto, tra l'altro, che penso che erano le foto di quest'anno, che c'era anche la bandiera del Kosovo. Per dire, il Kosovo ha tantissima storia, ha una tradizione storica immensa, ci ricordiamo tutti del grande stato del Kosovo che esisteva ancora prima del Medioevo. Uno stato che è stato creato nel giro di un mese dagli americani che avevano bisogno di un'ulteriore base di atterraggio dei loro aerei, hanno tolto questo territorio qua alla Serbia e l'hanno dichiarato indipendente, quindi non c'è assolutamente, dico, se c'era la bandiera del Kosovo, che tra l'altro è anche brutta come bandiera perché quel blu e giallo lì sembra boh. Ma Casarotto, il sindaco, dice quello è uno studio indipendente, ancora il Veneto non è indipendente. Ma si parla di popoli. Benissimo, non di stati. allora Vai. le vorrei rispondere La festa dei io. popoli. Non noi veneti e indipendentisti, Gianluigi VII di Veneti Indipendenti, ma non conta il nome e la provenienza. Non noi, ma un presidente della Repubblica Italiana, per chi si riconosce in Italia, che si chiamava Francesco Cossiga, disse che in Italia, e lo trovate scritto su un progetto di legge che lui aveva fatto per la sua regione, che era la Sardegna, che in Italia esistono due nazioni senza Stato. Quindi non noi lo diciamo che siamo nazione, e che per chi poi pensa che il popolo veneto non esista, forse è meglio ricordargli che addirittura siamo una civiltà, perché i veneti c'erano ancora prima dell'impero romano e abbiamo avuto una repubblica che è durata più di 1100 anni dopo l'impero romano. E prima che Avegato parlava che qualcuno ha tentato di nascondere la nostra storia, mi dirà magari sabato, se ci accoglie il sindaco, come mai una festa che tutti festeggiano il 25 di aprile, che è quella della liberazione, perché viene fatta in quel giorno, e mi dica cosa è successo in Italia il 25 aprile, quando magari il 26 è stata liberata Milano, il 27 Torino e il sud Italia era già libero. Forse che magari il 25 aprile è sempre stata per i veneti la festa di San Marco, la festa di noi veneti? Qua forse iniziano ad esserci già qualche risposta, è soltanto che la storia e i libri che ci hanno fatto studiare hanno voluto farci dimenticare l'appartenenza a noi di essere un popolo veneto e quindi nazione, e domani dopo il referendum uno Stato. La forte contraddizione del sindaco che risponde che il Veneto non è ancora indipendente, questo lo sappiamo benissimo anche noi, ma questo qua serve solo per sviare dal centro del problema, che ripeto, la festa è chiamata festa dei popoli. Allora i veneti, per essere dichiarati popolo, non hanno bisogno di essere indipendenti, noi siamo già popolo riconosciuto dalle leggi italiane, quindi la festa dei popoli, ad esempio, se ci fossero stati i Rom sono un popolo senza terra, riconosciuto, hanno la bandiera fuori anche dall'ONU. C'è anche il popolo curdo, ad esempio, che è un popolo riconosciuto dalle leggi internazionali, che sta lottando per Ma non è che se veniva, dico, un curdo o un rom, cosa faceva il sindaco? Gli diceva no, tu non puoi entrare perché tu non sei uno Stato. Che discorsi sono questo qua? Allora ribadisco, la Concetto, il sindaco Casarotto e l'assessore Fanton si facciano un breve. Però le posizioni dei due sono diverse, siccome le ho intervistate Sono diverse perché sanno che hanno fatto una gran frittata e non stanno più cosa venirne fuori. C'erano le rappresentanze dei vari Stati e il Veneto non è uno Stato. L'assessore Fanton, vorrei dirvi che invece ha detto era una questione logistica, perché io sarò felice da questo momento in poi, dico, cioè c'è un'apertura da parte di Fanton. Ma ci credo che fa le aperture, perché ha preso una bastonata mediatica e la prenderà ancora di più, perché quello che è successo non è stato un qualcosa di organizzativo. Cosa potevano fare? 8 persone? Non avevano l'autorizzazione. No, ma la cosa curiosa, la cosa curiosa è questa, che la festa dei popoli era patrocinata dalla regione Veneto. Questi ragazzi si sono presentati con la bandiera della regione Veneto all'entrata. È come dire, io faccio una festa in Scozia, la festa dei popoli in Scozia, io che sono scozzese entro con la bandiera scozzese e non mi fanno entrare. Cioè è una contraddizione in termini, al di là di ogni ragionamento che possiamo fare. Esatto. Perché la verità è che quella che poi qualcuno mi ha detto che è stata riferita lì, è che l'hanno scambiata per una bandiera politica. E da lì è nato un po' tutto
Allora è giusto fare questa manifestazione e esatto. spiegare un po' a queste persone cos'è questa bandiera, che di politico non ha nulla. Io sono convinto che se fossero arrivate le bandiere dei popoli tipo popoli, come il popolo tibetano, o piuttosto il popolo catalano, sicuramente avrebbero fatto entrare. È proprio un discorso politico che sta alla base di questa decisione. Non ci nascondiamo né dietro al discorso del Veneto Stato, dello Stato, o piuttosto come diceva l'assessore Fanton, che dall'anno prossimo riconoscerà, perché lui parla di Veneto indipendente, però Fanton lui dice che ci riconosce, noi siamo, come diceva Lucio, siamo un popolo, quindi come tutti era le feste dei popoli, e quindi questo cosa vuol dire? Che se le bandiere venete dovevano entrare come tutti gli altri popoli che hanno rappresentato all'interno di quella festa. Quindi alla base c'è proprio un errore, chiamiamolo errore, politico. Cioè o hanno sbagliato il titolo della festa, appunto, o hanno sbagliato il titolo della festa, o hanno sbagliato a mettere degli organizzatori ignoranti all'ingresso della... Qui dobbiamo sapere se si tratta di ignoranza, che ce lo dicano, allora c'è anche Wikipedia che costa poco, uno si può studiare, oppure se di ignoranza non si tratta, ma si tratta di repressione e di discriminazione, cosa che noi pensiamo sia molto più probabile, discriminazione anche politica, perché questa bandiera qua, tra l'altro, cioè non è che questa bandiera qua indica un'appartenenza di destra, di centro o di sinistra. Noi abbiamo dei ragazzi di Padova che si vantano di essere comunisti e si chiama Sanca indipendentista, Sanca vuol dire sinistra in Veneto, sono comunisti convinti e loro si battono anche loro per l'indipendenza del Veneto, quindi non c'è assolutamente nessun problema, quindi non è che ci sia una parte rappresentata, una parte politica di destra, di sinistra, questa è la bandiera del popolo, poi il popolo può essere di destra, di sinistra, di centro, ma questi nostri politici devono uscire da queste gabbie cerebrali e uscire e riconoscerci, cioè uno che si riconosce Veneto, non c'è assolutamente, cioè non è che questa bandiera qua viene tirata